Abbiamo pensato che le aree di Tessera, del quadrante di Tessera, le vogliamo immaginare in un grande bando pubblico, evidentemente, rivolto agli grandi investitori del mondo, dove ci potrebbe essere una grande Walt Disney, un grande parco a tema, sì, per i bambini, per le famiglie. Crediamo che Venezia potrebbe avere un grande appeal su questo, a noi farebbe molto comodo, creerebbe sicuramente qualche migliaio di posti di lavoro. Il progetto, secondo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, potrebbe sortire il duplice effetto di creare sviluppo per il territorio e di indirizzare parte dei flussi turistici decongestionando il centro storico. Stiamo parlando di 50 ettari di terreni, puntualizza il primo cittadino, che vanno valorizzati per produrre ricchezza e lavoro nelle aree di proprietà del Casinò. L'idea di un parco divertimenti a tema veneziano era già stata lanciata un paio d'anni fa dalla giunta Orsoni, che aveva un accordo di massima col magnate delle giostre Antonio Zamperla per realizzare l'opera Sacca Fisola, ma le proteste dei veneziani contro una Disneyland in laguna avevano messo ben presto la parola fine al progetto. In terraferma invece non dovrebbero esserci di questi problemi. Potrebbe essere un'ottima chance anche per studenti, per rinforzare un po' il lavoro e lo studio, perché sono poi lavori che conosciamo essere lavori per giovani. Potremmo insomma riempire qualche appartamento. Se riuscissimo a far partire questa iniziativa mi sembrerebbe molto interessante, molto vicino al terzo aeroporto italiano, perché insomma con 20 milioni di persone che vengono potrebbe essere un bel affare per tutti.